La linea Davide Camera alla Prefettura di Treviso. Nuovo collegamento con la sala stampa della Prefettura di Treviso, finalmente ci avviciniamo ai dati definitivi, siamo infatti a 927 sezioni scrutinate su 1085. I dati più o meno sono confermati per quanto riguarda la tendenza. Democrazia Cristiana 45,4%, nell'85 aveva il 48,83%. Partito Comunista 12, nell'85 aveva il 15,9%. Partito Socialista 14,1, guadagna qualcosa rispetto all'85 quando aveva il 12,66. Partito Socialista Democratico 2,9 contro il 3,63% dell'85. Movimento Sociale Destra Nazionale 2,1 contro il 3,63%. Partito Repubblicano 3,7 contro il 4,32%. Partito Liberale 1,6 contro l'1,86%. Democrazia Proletaria 0,8 contro l'1,38%. Lista Verde 6,7, questa è l'affermazione più grossa, contro il 2,66% dell'85. Liga Veneta 5,9, nella precedente tornata aveva il 5,12%. Iniziativa Civica 0,9%. Unione del Popolo Veneto 1,7%. Antiproibizionisti 1,1%. Uomo Qualunque 0,2%, CPA 0,9%. Questi sono i dati, lo ripetiamo, relativi a 927 sezioni su 1085. Dicevamo che i veri vincitori di queste elezioni amministrative sono soprattutto i Verdi. In questo caso Verdi sia del Sole che Ride sia Verdi Arcobaleno di cui abbiamo qui un rappresentante, Maurizio Perissinotto. Allora, che dire di questa affermazione nelle regionali? Beh, un nostro slogan era c'è bisogno di verde e probabilmente questo ha premiato proprio i verdi in rappresentanza di un'istanza, di un bisogno che è della popolazione in realtà. I partiti maggiori dicono che in pratica il voto per molta parte è stato un voto di protesta. Se la sente di confermarlo? Beh certo, penso che sia giusto protesta perché i partiti della maggioranza di certo non garantiscono la salvaguardia e la sicurezza dei cittadini, per cui protesta contro un modo di far politica che va esattamente all'opposto dei bisogni reali della gente. Secondo un primo computo voi acquisireste un seggio qui nel Trevigiano? Ma in che senso un seggio, scusa? In Consiglio regionale. Ah no, questo non lo so, comunque sicuramente prendiamo dei 4 ai 5 consiglieri, per cui creiamo un gruppo in regione molto forte che farà pesare la propria presenza anche negli equilibri così dei partiti tradizionali per un ricalcolo di un modo di far politica la regione che sicuramente premierà i problemi ambientali al primo posto. Compatti in regione però divisi altrove, divisi in comune. Sì, noi come Verdi Arcobaleno siamo presenti sia in regione sia in provincia. Il Comune di Treviso purtroppo abbiamo presentato 2 liste perché non si è trovato, non certo per colpa nostra, ma non si è trovato un accordo per una presentazione elettorale comune. Comunque vedendo un po' i dati come il voto verde ha premiato la regione, pensiamo a un grosso voto comunque di Verdi complessivo anche per il Comune di Treviso. Ecco, parliamo un attimo della flessione di Democrazia Proletaria, visto che molti demoproletari, ex demoproletari sono confluiti nei Verdi Arcobaleno, era abbastanza plausibile un pronostico di questo tipo. Beh sì, certo, comunque tengo a precisare che tutto sommato non è che la presenza di Democrazia Proletaria all'interno di Verdi Arcobaleno sia così massiccia. Per esempio a Treviso non c'era nessuno tranne Gianni Tamino che era già un deputato di Democrazia Proletaria, però certo è evidente che anche la crisi del Partito Comunista ha trascinato per forza di cose anche un partito piccolo come Democrazia Proletaria. Ecco, a proposito di comunisti, questa flessione, questo crollo dei comunisti? Ma probabilmente la cosa si è dimostrata una cosa probabilmente così negativa, però certo che almeno a titolo personale è una cosa comunque negativa e sono molto preoccupato per l'avanzata per esempio delle lighe che di certo non alzerà il livello politico della situazione nazionale. Grazie a Maurizio Perissinotto, grazie a voi, vi restituisco la linea, ci risentiamo per dati ancora più aggiornati. Grazie Davide Camera. Presidente, si sente di sposare la tesi, quest'ultima di Perissinotto, che questo voto dato alle lighe non innalza il livello politico? Ma sai, la politica cammina con le gambe degli uomini e quindi bisogna vedere quali sono gli uomini eletti. Qualche volta noi siamo stati ideologizzati eccessivamente, forse abbiamo più guardato l'appartenenza al partito. Credo che dovremmo stare più attenti agli uomini, anche le nuove leggi elettorali devono porre l'accento sulle persone più che sulle liste. Quindi dipende molto
da chi rappresenta la Lega Veneto. Io ho avuto un'esperienza in provincia, 2 consiglieri molto diversi l'uno dall'altro con cui si poteva trattare in modo molto diverso.